Se vinci una coppa, festeggi in campo il successo, vivendo un concentrato di emozioni senza eguali. Se però vinci un campionato, le soddisfazioni sei costretto a vederle spalmate in una stagione intera, a viverle a piccole dosi, partita dopo partita. Non a Carainati però, perché la società della frazione di San Zenone degli Ezzelini ha allestito per l'ultima in casa una coreografia incredibile di fronte a più di 500 spettatori, celebrando come mai si era visto in precedenza le proprie atlete e lo staff tecnico, protagonisti della promozione matematica in B2. Un ruolino di marcia, quello della Carinatese, che ad una partita dal termine segna 24 vittorie ed una sola sconfitta. Questo gruppo sinceramente è stato il migliore che abbia mai avuto. Primo. E secondo, siamo una squadra veramente unita e non ci sono mai state delle squadre così unite come siamo noi. Infatti uno rappresenta tutte noi. Il finale è stato con il botto, perché non ci aspettavamo neanche noi all'inizio di vincere con 4 partite di anticipo, però insomma ci è andato bene così. Dopo 3 anni di tentativi ed una Coppa Veneto in saccoccia, la Carinatese ha saputo costruirsi un'autentica pista sulla quale decollare verso la B2. Questa verrà ricordata come la miglior Serie C fra i 3 gironi della stagione 2012-2013. Una stagione esaltante, sicuramente meglio delle previsioni. Eravamo partiti con l'idea di vincere il campionato, ma non ci aspettavamo una marcia trionfale del genere. È merito delle ragazze che hanno continuamente lavorato con l'obiettivo di arrivare prime in classifica e sono migliorate soprattutto nella seconda parte del campionato. Volevo ringraziare i nostri dirigenti, lo ripeto perché sono persone squisite, abbiamo formato un gruppo, veramente un grande gruppo, che ci troviamo tutti bene e lavoriamo bene, hanno la passione dentro, la trasmettono agli altri e questi sono i risultati. Video celebrativo con dedica personale di tutti i genitori delle atlete, fiori, coriandoli di fronte alle numerose squadre giovanili, al pubblico fra i più calorosi del Veneto ed alle autorità. È stata la promozione ai campionati nazionali di un paese intero, come testimoniano le immagini. Vedo che ci sono dirigenti anche abbastanza giovani, con gran voglia di riuscire a emergere, e penso che i risultati si siano visti proprio in questa serata, questo entusiasmo, questa carica che porta anche il pubblico verso le ragazze, e penso che questo non faccia che bene, sia uno spot eccezionale per il nostro sport. Quando ci sono le partite qui le gradinate sono piene, la partecipazione della gente, il calore è fondamentale in tutte le cose, nello sport in particolare, ma qui a Carainati c'è una tradizione che continua e io auguro a queste ragazze di guardare avanti e di ottenere ancora risultati migliori, perché sono un'eccellenza della nostra comunità. Per la B2 il gruppo si presenta compatto, la società tiene molto a queste atlete, ma guarda anche più in là. Noi abbiamo adesso iniziato un progetto giovani, vogliamo prendere dei talenti, avere queste ragazze talentuose che vengono a giocare con noi, dare la possibilità a queste ragazze di esprimersi e di entrare un po' alla volta nel gruppo. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.